Oggi ragazzi, bei ritrovamenti, veramente. Abbiamo trovato delle belle cose, quindi guardate il video. Amici follower, Ma soprattutto amici, abbiamo due amici. Andiamo a vedere chi sono. Eccoli, eccoli qui. Ciao. Ritorniamo a noi. hai visto che avevamo anche uno era un famoso cantante, Sì? Joe Cocker. E adesso andiamo in cerca. Attenzione, Abbiamo avuto la macchina. che bravo che sei. Adesso andiamo a vedere cosa troveremo oggi in questo campo semi abbandonato. Abbiamo subito un segnalino. Appena iniziato, appena impiantato la pala. Diciamo che il terreno è un po' angusto. Infatti abbiamo trovato la prima lattina. La prima lattina. Spazzoleremo un paio d'orette oggi, vero? Sì. Saremo fortunati? Socio, Dica. venga qua. Lei mi si era allontanato Stavo un orsù. attimino installando l'aggeggio. Allora lei Sì. mentre mi si allontanava, io ho scavato questa buchina Sì. qua e qua a vista, proprio, perché a vista perché l'abbiamo tirata fuori. vedi? Guarda cosa abbiamo. Guarda cosa abbiamo, una moneta. Va, dopo la lattina. Bella questa. Madonna santissima. Cos'è? Trinità. Che ne so. €1. No, bella. Sembra €1. Ah, attenzione, porca paletta. A me sembra una cosa. Attenzione. Abbiamo mollato il point. Attenzione. Che moneta è? Allora noi adesso andiamo a spazzolare ascoltando i suggerimenti dei nostri amici follower. perché noi ascoltiamo, avete capito voi, anzi commentate, perché abbiamo visto molti commenti Sì. e ci fa molto piacere e rispondiamo a tutti. Sì, naturalmente tante volte ci rispondo su video precedenti e Sì. più avanti lì Esatto. metteremo in atto ciò che ci avete detto. Esatto. Allora, Spazzolino da proprio- denti, quello appena usato a Sì, casa, dopo lo lavati i metti denti dentro. stamattina, poi lo risciacquo e mi rilavo oggi pomeriggio. Andiamo a spazzolare un pochettino per non rovinare, come dicevano, la pattina. Attenzione, questa è una bella monetina, ragazzi. €2, sinceramente. Ma €2. ma no, socio. No? Ella mi vede male, ella. Sì, sono E là, sì. Dovrei cambiare gli occhiali. È bifocato lei Sì, oggi. Sì, di San Marino. Repubblica di San Marino intanto. No, 5 lire. Ragazzi, Sì. 5 lire di San Marino. Allora ragazzi, come confermavamo, questo è un argentino, Repubblica di San Marino. Del 1955 leggo. Ma sai che leggo un 35 io, socio? Può essere? E infatti. Infatti hai ragione. sì, 1935. Attenzione. Argentino. Però ragazzi, possiamo dirlo? Primo colpo? Colpacetto! Sì, diciamo secondo. Secondo. Perché il primo è stata la lattina. Sì, quello era un colpaccione di Secondo giro, tempo di mettere a posto l'attrezzatura, abbiamo trovato questa. Perché c'è anche il detto. Chi trova una lattina, poi trova una monetina. Vediamo cosa può essere. Qualcosina, vediamo se siamo fortunati. No. Un pezzo di lamierino. Cosa? Scusi, mi illumini. Adesso vediamo, aspetta. Mi illumini, mi inizia a borbottare. Mi borbotta. Perché quando c'è qualcosa di... Adesso può essere un niente, Cioè? sì, abbiamo delle scritte. Vediamo se riusciamo a registrarlo senza romperlo. 1923. Cioè, è una cosa strana. Sì, c'è una data. Sì, 1925, 1926, 26 sembra, guarda. 26. Però è tutta rovinata a metà. Peccato, Un'altra che sarebbe parte. stata qualcosa di interessante, vedete? Se magari riuscite, no, a dirci una vostra impressione, ve ne saremo grati. Facciamo un piccolo tutorial per come spazzolare. Allora, se non avete fretta e volete fare tutto un campo piccolino, fatto bene, per non farvi sfuggire i target, dovete spazzolare andando piano, facendo 2 rotazioni e il passo. Vedete? 2 rotazioni e il passo. Così, facendo, Puoi trovare qualcosa? avete un segnale. Avete un segnale. Avete più possibilità di trovare qualcosa. Però avete la possibilità di trovare qualcosa. Invece se avete un campo grande e quindi spazzolare anche in velocità, rischiate di, vedete, saltare. Così non si salta. Rischiate di saltare dei pezzi del campo. Però se avete un campo grande da fare, è così. Tante volte è meglio fare pezzettini piccoli del campo e rivenire più volte invece di saltarlo o fare dei pezzettoni più grandi. Mamma mia, mi sembra proprio un professorone. E forse questo, guarda. Ah sì, esatto, Questo però qui è un forse. pezzo di lamierino. Anzi no, sapete cos'è questo?
Peccato, Ah, peccato, sì. È un pezzo di ditale. Bravo, un pezzo di ditale, vedete? Eccolo qua. Ma che peccato. Sì. Peccato perché intero ne ho trovato un paio, ne ho trovati di interi di ditali e altri pezzi. Peccato però, dai. Che la terra, ricordatevi, da sempre. Ottimi frutti. Una palla da moschetto, Moschetto. ragazzi. Questa è proprio una palla da moschetto. Sì, me lo metto via. Mettiamo nella nostra magica scatola. Eccola qui. Scriveremo qua Magic Box. Magic. Ed ecco qui. Cogliamo l'occasione di ringraziare Sì. i nostri amici follower, Ringraziamo tutti quanti. perché ragazzi siamo a 770, oltre 770 iscritti. Stati gentilissimi sono stati. Sì, veramente. Grazie anche di numerosi Sì. mi piace Commenti. e commenti. Solo seguendoci, solo mettendo iscriviti, seguite questi gingillini che noi troviamo. Vero, Sotto? Vedete i ritrovamenti. E poi chi è che vi fa divertire come noi? Dai, è un po' uno spasso guardare i nostri video. Ci facciamo 4 risate e vi fate 4 risate. Quando fai questo tipo di hobby, Hobby. io dico sempre, è come quando vai a prendere, L'ho detto, sì. apri l'ovetto, ti ciuli la cioccolata, no? E c'è la sorpresa e dici, cosa ci sarà dentro? Cosa? E qui è uguale, cosa ci sarà dentro questa zolla? Di terra. Ci sarà niente? Ci sarà qualcosa? Però qualcosa suona. Cos'è? Ah, un piombo? Un piombino? Sì, vedi, era proprio l'attacca, un piombo. Io vado a prendere l'acqua. Per dare da bere agli assetati. Faccio come vengo fuori sull'immagine, bene? Ho un bottone. Siamo tutti curiosi. Sì. Sembra un bottone, sembra. O un... Ah no, sai cosa può essere? Cos'è? Aiutami. Se sapessi cos'è lo aiuterei. Un bossolo. Ah! Un bossolo di un proiettile schiacciato. Sì, Vedi? sì, esatto, sì. No. Guarda. Cos'è? C'è qualcosa lì, un mirino? No, guarda. Oh, guarda. Sì. Questo è un ditale. Ragazzi, Sì. pezzettino di ditale purtroppo rotto. Oh. Eccola qua. Cos'è? Poi Una moneta. monetina. Peccato. Cos'ha? Sbeccata. No. Un 10 centesimi ape. Un po' malconci perché hanno una sbeccatura sul lato, Sì. però sono 10 centesimi ape di Vittorio Emanuele III. Adesso giriamo, capovolgiamo Vittorio, se no gli viene mal di testa. Eccolo qua. Ecco qui. Mica male oggi, ragazzi, Sì, mica male. infatti. No, non male. Non ci lamentiamo, perché anche trovare una sola moneta in tante ore di spazzolata per noi è una gioia. Sì, Una una soddisfazione. gioia. Un mirino? No. Che la forma è strana. Così. Cos'è? Questo è? Per uno stemma. Sì. Sì. Adesso Una mezza proviamo pulita. a darci una mezza pulita senza Sì. rovinarlo con lo spazzolino della nonna. Eccolo qua. Allora, questo è uno stemma che non capiamo di cosa, però molto molto vecchio e anche, oserei dirti socio, molto molto bello. Questo è anche colorato. Sì. Se qualche amico followers Ci ha aiuta? qualche idea di cosa, di che spilla può essere, grazie e grazie. Cos'è? Cos'è? Sembra tondo. Questo sì, la forma Sembra. è tonda. Potrebbe essere una votivetta. Andiamo un po' a dargli una rifinitura qua con il nostro spazzolino. Qua però no, forse... sai cosa? Questa no, questa L'incrostatura? l'incrostatura, bravissimo. Questa è la moneta. Probabilmente, però sì, molto incrostata, non si riesce a capire cosa sia esattamente. Bisogna dargli una bella ripulita. Inquadrami qua perché questo è oro. Sicuro? Secco. 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 Non scavo neanche, andiamo. Questo è oro. Guarda. Oro, Argento. come dice quel Oro famoso patacca. programma, l'oro non ciapa maccia. Questo è argento secco. Prima era oro, Questo è argento. questo è argento, ragazzi. Si sente, si annusa, L'annusi si proprio. palpa. Eccolo qua. Questo senz'altro sarà una collana di Vittorio Emanuele. Ce l'hai in mano? Sì, ce l'ho in mano. Ecco qua. Argento, l'ho detto. Questo Questo è
Questo è cos'è? Un anello questo qui? Sì, Questo un anello è un- sicuro. Un anello senz'altro dell'epoca vittoriana. Sì. Vedete, Tale- vedete come non sembra una rondella. No. Assolutamente. Vedete? Il colore, Sì, il colore smarrito, ossidato del ossidato rame. del rame che nell'epoca preistorica i nostri antenati si mettevano come gioiello. Noi abbiamo trovato questo, che non è altro che una rondella. Sembra un proiettile di una pistola. Non so di che anno sia. Che anno è? Che proiettile è? Questo il tempo lo sapremo grazie a voi followers. Un poeta. Un poeta, un contadino. Cos'è? Oh, ladies and gentlemen. Questo è un bossolo. Ma tu ti Bossolo manca? della guerra, Sì, manca sì, viva. sì. Bello. Oh. Ah, Mettiamo nella di che scatolina. periodo sarà più o meno? Ma penso seconda guerra mondiale. Sì? Sì. Rispondendo. Il commento di un nostro amico follower. Io ho trovato questa qua. Ok. Che ne so. Cioè, se vedi, c'è scritto 152, Sì. ha un foro, Essere una targhetta di qualcosa. una targhetta di qualcosa, credo Forse. militare può essere, perché in effetti non sappiamo di cosa si tratta, no? Se qualcuno lo sa, lo commenti pure. Ma commentate, perché a noi piacciono i vostri commenti e piacciono anche le vostre idee, piacciono i vostri aiuti, piacciono a noi piace tutto di voi. Iscrivetevi. Allora, cosa dire, amici followers e soprattutto amici, no? Sì, Salutiamo. esatto. E le Siamo arrivati alla fine amiche. di questo lungo viaggio in compagnia nostra. Spero che vi siate divertiti come sempre. E l'unica cosa, ricordarsi che usciamo sempre domenica alle Alle 13:30 su YouTube. Ah no, su Rai 1. No. Ciao! Ciao.